de su tempus, robustizo encanto e Maria, e su entus asoro, samento e saida, solo che turche poesia, anima mia, anima mia, anima mia. Cavalli in dirittura con Diadema Saura al comando, Erato che ci prova all'esterno ma è in controllo totale. Diadema Saura con ancora 4-5 lunghezze abbondanti nei confronti della rincorsa di Erato che ci prova fino all'ultimo. Diadema Saura con Erato che arriva, Diadema Saura e Diadema Saura che la porta a casa precedendo Erato, il numero 6 Ermoso davanti al numero 7 Etruria che chiude al quarto posto. Fiori. Alessandro Fiori, in questi casi sì, c'è cambio di monta fortunato. Beh sì, Sì. ha già dimostrato bene, insomma, perde da Massimo Meridio sta cavallina qua, quindi alla fine se la meritava tutta credo oggi. Sì, era mirata diciamo questa Maiden, ha scelto di vincere questa diciamo piuttosto che andare al derby, Certo. però ti abbiamo sentito che l'allenatore ha detto che fa distanza, quindi Ma sembrerebbe faccia più distanza come cavallo, anche perché non cala mai, quindi anzi, a metterla troppo sotto pressione sembra che gli dà un po' di fastidio, invece con la distanza giusta si aggiusta meglio e fa una cosa diversa. Senti, ti abbiamo visto in totale controllo, la tua interpretazione ci ha dato la sensazione di una cavalla che era superiore. Sì, molto superiore a questi, dai. Ok, complimenti Alessandro. Grazie. Ezio Montesio, insomma, alla proprietà dell'allevamento di questa cavalla, insomma, avete scelto di vincere questa Maiden piuttosto che andare al derby. Sì, dai, abbiamo deciso di fare così e è andata bene, dai. Una in cassaforte. Una in cassaforte, dopo 3 secondi a fila, tutte le distanze, 1000, 1500, mi sa, e 1800. Adesso abbiamo ottenuto il successo, dai. Senti, tanto aspettato. La linea sembrava che era più votata alla distanza, invece insomma siamo arrivati al derby che lei non c'è, insomma ci sono delle motivazioni. La scelta non ci sono fantini, il problema è quello, il problema grosso è quello. Non c'è non i fantini, c'è Firenze e quindi per metterla abbiamo deciso di farli farla mai. Cioè, io la penso così. E intanto questa è vinta. Infatti. Complimenti! Grazie. Eris Ruspina, cavalli che si presentano in retta dove all'esterno progredisce Efeso che ha comunque all'interno Eia di Gallura. Efeso che tende a portarsi al comando, prova la progressione esterna anche Eris Ruspina. Ai 100 conclusivi Efeso che sembra ormai imboccare la via della vittoria. Efeso che viene a vincere precedendo Eolo di Chia, Eia di Gallura ed il numero 12. Un po' di chili. Giovanni Gungui, giusto? Sì. Dalla Francia a Chirivani, sì. Ti chiedo subito, ha suonato la sirena, se per caso è riferita a te? No, non credo. Ok, Spero di no. spero di no, lo speriamo anche noi perché è il tuo primo successo qua in Sardegna, dopo Sì. aver vinto in Francia. Insomma, tu nasci qua, sei di Mamoiala, le sensazioni, insomma, vincere qua. È sempre il mio posto, è sempre la mia casa. È bello, tanto bello. Senti, Efeso bene? Sì. Contava oggi, ha dimostrato... Sì. Addirittura là pensavo che non facevo niente, poi ha avuto il buco e addirittura è andato da solo.
Bene. È andato da solo, è andato con te che l'hai Sì, interpretata. quello Ti hai portato fin sul palo per primo al traguardo. Complimenti Gioele. Grazie mille. E ti auguro un grande in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Ciao, a dopo. All'esterno identica avvocato Eroe De Bonorva che ormai ha risolto ai 200 conclusivi. Eroe De Bonorva viene a vincere la partita identica Emilia De Montaldo del numero 10. Grazie. Il cavallo. Nino Murru, sigli la corsa di preparazione in vista del Gran Premio Sardo con Eroe De Bonorva. Insomma, lui aveva già dimostrato a Sassari di avere una bella pedalata, di avere nella sua attitudine stamina. Oggi l'ha dimostrato tutto. Guarda, sono felice innanzitutto perché finalmente sono riuscito a montarlo sto cavallo. Mi chiamavano sempre, ma ero sempre impegnato e quindi bene, dai, un gran cavallo. Ti è piaciuto tanto? L'avevo già visto. Un cavallo tranquillo, poi in corsa ti dà tutto, però sempre con quella maniera giusta, graduale, un gran cavallo. Senti, ormai l'appuntamento al Gran Premio. Sì, mi avevano già detto che se lo montavo No. oggi me l'avrebbero fatto montare anche. Quindi la sella è tua. Come non accettare? Senti, bene, però si Sì, presenta. sì, un bel cavallo da fare. Anche perché oggi rendeva chili. Certo, oggi avevo 63 kg e ho vinto con la pipa in bocca. Complimenti Nino. Dai, grazie. Salvatore Muroni Junior al training di Eroe De Bonorva, l'avevamo visto tutta la primavera, insomma ora si sta riscattando, 3 vittorie nelle ultime 4, prima era sempre secondo, ora ha azzeccato anche, ha imparato a vincere. Un cavallo un po' tardivo sicuramente, che adesso sta dimostrando tutto il suo valore, la sua forza, diciamo. Valore, forza, ma anche la qualità della genealogia, perché comunque Sì. nasce alla grande questo cavallo. Nasce la madre già vincitrice internazionale, Terza figlio al di derby. terza al derby, tutta una linea di cavalli da corsa. Senti, hai vinto bene oggi la preparazione, sicuramente era questo il programma. Questo era il programma. Ora si va al Gran Premio Sardo, ci vai fiducioso. Vado fiducioso dopo questa corsa. Speriamo che ci siano le gabbie. Sì, perché è stato un problema oggi, ma lui insomma l'ha risolta alla grande, rendeva chili a tutti, questa è una cosa importante perché ha vinto, Non era poco. ha vinto a Sassari rendendo chili, ha vinto oggi rendendo chili, insomma il cavallo. È vero, sì. Complimenti Salvatore alla preparazione di Eroe De Bonorva e in bocca al lupo per il futuro. Cavalli in retta dove Matador passa a comando, Matador che prova l'allungo ai 200 conclusivi davanti a Reina Ollollaesa, rimane in quota Baia Sunaiola, Cudesi, Pirlo Fumalta, Super Destiny, ma è ancora al comando, attaccato all'esterno, cerca di resistere ma a fil di palo Reina Ollollaesa potrebbe aver risolto la pratica mettendo almeno mezza testa davanti a Matador, con la progressione anche di Pirla Fumalta che affianca per la seconda posizione Matador, ma non dovrebbe averlo superato, quindi Reina Ollollaesa. Tripletta insomma per Alessandro Fiori, una bella giornata, però Reina Ollollaesa ha dimostrato di essere una gran cavallo. Molto bene, ma ha avvisato Tonino che era una cavalla un po' macchinosa di passo, un po' caratteriale, insomma che andava montata forte, soprattutto fino in fondo, alla fine l'abbiamo portata a casa. C'è stata una buona andatura che ci ha permesso di metterla più sul ritmo, quindi alla fine ho solo pensato a montarla fino in fondo e a portare a casa il risultato. Il massimo risultato che si è tradotto in vittoria, un bel rush in finale, forse è una cavola che fa qualche metro in più. Possibile qualche metro in più, certo. Sì. Complimenti Alessandro. Grazie.
Marino Columbu e Paolo Ladu per il successo di Reina Rollaeda, c'è voluto il photo finish, ma insomma vincere la giornata del Derby Day è una grande soddisfazione. Grandissima vittoria, proprio bella. Ha fatto una grandissima corsa. Senti, lei ha avuto, Dimmi. lei ha avuto un percorso continentale poco fortunato, è tornata in Sardegna e già 2 vittorie, una a Sassari, sì. Oggi era un 8-8, una corsa comunque buona. Una corsa discreta, è andata bene. E una cavalla che sta insomma Sta rivelando. andando avanti giorno per giorno, quindi siamo fiduciosi che avrà una bella carriera. Abbiamo un buon allenatore, quindi speriamo bene, dai, una bellissima corsa. Ha fatto bene, bravissimo. Allenatore di Olollai, lei è Reina Rollaeda, proprietario di Olollai. Olollai trionfa. Olollai sì. trionfa, Complimenti a Non siete soli, c'è una società, C'è una insomma, società una società importante che, importante, sì, che sta investendo nei cavalli, soprattutto nel puro sangue, quindi Si quando spera bene che si va avanti, quindi sempre meglio, dai, non possiamo dire niente. complimenti. Grazie. Ben cammina, cavalli in retta con Carmelino che attacca all'esterno di Bolliri, passa Carmelino ai 200 conclusivi con Dominedda che prova a seguirne la scia, all'interno rimane Bolliri, allunga ancora il grigio Carmelino che vince facilissimo questo Memorial Januario Moroni precedendo Dominedda, Bolliri ed il numero 6 D'Andrea al 4º posto. Chiusura di giornata quindi per Carmelino e Davide Cirocca che griffano questa settima corsa conclusiva del convegno Memorial Januario Moroni precedendo Dominedda che conclude al 2º posto. E Bolleri al 3º a precedere D'Andrea. Attendiamo l'ordine ufficiale. Fallo camminare. Davide Cirocca, benvenuto in Sardegna, vittorioso, insomma ci avevi provato lo scorso anno con Carmelino, eri secondo all'Omnium, Sì. quest'anno insomma ne hai preso un po' le misure, sei riuscito a trovare il tuo primo successo, non so in Sardegna, non so se in In carriera. Sardegna e secondo in carriera. Ok, complimenti per la vittoria, raccontaci un po'. Beh, il cavallo lo conoscevo un pochettino, quindi ha dato un pochettino, ho fatto da solo, veramente. È stato un cavallo che qua ci stava alla grande, era sotto la pari come favorito e ha dimostrato tutto il suo valore insomma, contro questi Ha fatto avversari. veramente tutto da solo. Hai fatto il In passaggio. un momento spostate e quindi va solo. Ti faccio i complimenti, tu sei classe. 2003. Complimenti, sei giovanissimo e ti auguro un grande in bocca al lupo per la tua carriera e di rivederti qua in Sardegna perché noi abbiamo davvero bisogno di fantini, anche di allievi fantini che hanno voglia di mettersi in gioco anche nei nostri ippodromi e quindi complimenti per il successo. Grazie. L'ha fatto, sei piazzato, però mai ti aspettavi un qualcosa di più quando hai affrontato i migliori? Però chiedo se ti aspettavi oppure eri consapevole. È sempre a battagliare con quelli, però mi sa che quei due forse sono meglio, dai. Ti intendi Dezzaramonte, Casgheri, anche quando ha corso con la Mi parte? sa che se l'ha battuta un paio di volte, però quest'anno mi sa che è un pochettino più in forma, forse dell'anno scorso, di fine stagione, dai. E niente, Dezzaramonte non si batte, è impossibile battere. Oggi l'ha riconfermato per l'11ª volta. A Firenze, certo, battendo Tanto poi di cappello. battendo Z Penny che l'anno scorso voi c'eravate andati attaccati, insomma poi sono le linee che si confermano. Sì, ma infatti ne parlavo poco fa con il ragazzo dopo la corsa. Dico, ha vinto lui anche per noi, dico, è una buona linea anche per noi sardi, dai.
perché alla fine quelle 2 volte che ci siamo andati vicini vuol dire che un po' di qualità ce l'abbiamo anche noi. Siete andati vicino a Destramonte, siete andati vicino a Zettapenni, quindi. Però ci si aspettava un Carmelino forse un po' più battagliere in quelle corse, poi ovviamente i cavalli sono cavalli, le corse sono corse, però insomma lui il suo lo fa sempre, e facciamo i complimenti al proprietario allevatore. Non c'è oggi che c'è la festa in paese. Un saluto a Peppe e in bocca al lupo a te Gianni. Grazie. Salvatore, abbiamo ricordato tuo padre, una figura, un'icona dell'ippica sarda, grande fantino, grande allenatore, anche per te sarà, no, senza offese, sarà difficile emurarlo. Sicuramente no, sarà facile, però ci proviamo. Cosa ha rappresentato secondo te Gianmario Muroni nell'ippica sarda? Cosa ha rappresentato? Ha rappresentato che è stato un campione in tutti i campi, anche non solo nelle corse, anche negli ostacoli, in tutti i campi, con i cavalli che lui ha avuto. Ha vissuto l'ippica, anzi ha vissuto il cavallo a 360 gradi, è detto bene, dove si è sempre cimentata, ha fatto il suo, è stato un grande stratega perché ha allenato cavalli di proprietari importanti e li ha portati sempre ai Gran Premi. È riuscito a portare cavalli anche a livelli, diciamo, russi. Ti ricordi una vittoria, a te ti ha cresciuto lui, hai montato per lui, hai vinto per lui, insomma ti ricordi una vittoria in particolare che ti ha dato qualche consiglio, un aneddoto che puoi svelare? Sì. Ce ne sono tanti secondo me. Uno in particolare. Uno era Menefado, un puledro che ha vinto il criterio in quasi 2 anni. La scuderia Fadda, un cavallo che ci ha sempre creduto da sempre, da quando l'ha comprato, l'aveva comprato lui. L'aveva selezionato lui, sì. Anche perché all'epoca il puro sangue non andava tanto di moda. No. Quindi aveva vinto anche su se non sbaglio. Sì, ha vinto anche poi ha vinto le liste da Roma, ha vinto il Fiuggi, ha vinto il Nearco, ha vinto diversi liste. E per lui era una grande soddisfazione, perché con l'anglo-arabo diciamo. L'ha voluto comprare a tutti i costi perché ci ha creduto quando l'ha visto. E ci aveva visto bene. Senti, aveva vinto con Piana, ha fatto la storia, sì. Con Usai, insomma ricordiamo tutti tutta la triade del derby, oggi è la giornata del derby. Arabi, insomma è stato un grande personaggio, fa piacere ricordarlo con i nipoti, con te che ne sei figlio, c'erano anche tue sorelle al seguito, insomma non lo dimenticheremo mai perché per noi sardi è stato proprio una persona di spicco, insieme a tanti altri, lui fa parte di questi. È partita la 48esima edizione del Gran Premio Regione Sarda per puro sangue inglese di 3 anni oltre sui 2400 metri. Non mutano le posizioni al comando con Gaduli che gradua. Gaduli con all'esterno la progressione di Eguentamente che con i suoi 50 kg Ettore Mellino porta sui primi, all'interno rimane intanto Baroque che ha al suo esterno Land of Giant, Alexander, prima linea con
Memo dell'Algher, che ha al suo esterno Land of Giant, ha contatto anche Terry, si presentano in retta. 3 dei 4 della San Giuliano sono ai primi 3 posti con all'esterno Land of Giant, l'unico a creare qualche problema, così come Maria Salvadore. Intanto allunga Memo ai metri conclusivi, e no, è Terry che è passato, Terry che passa con Alessandro Fiori, Terry, Maria Salvador, Barocco dell'Algher ed il numero 9 Furibondo. Quindi col gioco di scuderia l'ultimo stacco decisivo per Terry dell'Algher, che con Alessandro Fiori conquista la 48esima edizione del Gran Premio Regione Sarda. Bravo Ale. Alessandro Fiori per il successo nel 48esimo Gran Premio Regione Sarda, non lo so se l'avevi mai vinto. Credo di no. Quindi la prima volta, esultante sul traguardo, ti fa piacere vincerlo. Tanto, in Sardegna soprattutto. Senti, questa infatti è la miglior corsa che abbiamo per il puro sangue inglese di 3 anni ed oltre. Terry, bene nel 1800, già allungava, era un bel viaggione, ma ha dimostrato di avere... Sì, ha dimostrato che c'ha tanta qualità, buona calla positiva, anche andando fuori Roma e Milano, insomma, si è fatta sempre riconoscere facendo bene. Anche a Pisa. Pisa, certo, dappertutto. Senti, raccontaci la corsa. Ha partito benino, quindi ha tenuto una buona posizione, pian piano andava avanzando. E alla fine, nella curva finale, vengo al di dentro del compagno. E addirittura vengo via da solo pulito. Sì. Molto bene, sì. A frutta al cielo. Certo, certo. Complimenti Alessandro. Grazie. Leonardo Chessa per il successo di Terry dell'Algher nella 48esima edizione del Gran Premio Regione Sarda, quinta affermazione di fila per la San Giuliano. Si scrive Gran Premio Regione Sarda ma si legge San Giuliano. Abbiamo lavorato duro per prepararli a questa corsa qua e un po' di difficoltà è andata bene, dai. Senti, Terry dell'Algher è una cavalla che sta crescendo tanto, negli ultimi mesi l'abbiamo vista seconda a Milano, vincere qua, oggi il Gran Premio Regione Sarda, è la sorella di Memo, insomma una linea importante, il fratello ha vinto in Francia, un'altra sorella ha vinto in Francia, un altro fratello a 2 anni ha già vinto in Inghilterra, una linea importante. Dove può arrivare Terry? Sicuramente è stata un po' una carriera un po' travagliata, ha avuto un po' di problemi, poi a un anno aveva pizzicata la zecca, quest'anno all'inizio ed era un po' delle prestazioni un po' negative, però adesso piano piano che si è messa a posto e sicuramente per la sua forma oggi gli ha dato ragione, dai. Sì, proprio hai detto bene, la forma sembra che sia questa. Sì, ha raggiunto la sua forma massima. È quello che ti aspettavi? Sì. Complimenti a te, al signor Domenico che Grazie. è assente, che comunque scrivete un po' la storia di questa corsa. L'Ippica Sella 5 Gran Premi Regione Sarda di fila, non li ha mai vinti nessuno. Il nostro metodo, le linee sono cavalli comunque un po' da aspettare, fatichiamo tanto nei 2 anni, però con gli anziani ci stiamo difendendo, ma perché hanno bisogno un po' di maturare, ecco, e continueremo in questa linea qua. Dai. È la politica giusta? Sai, ognuno ha i suoi metodi, noi l'abbiamo impostata così e ci stanno ragione nel tempo, ecco, magari non raccogliamo subito i frutti, però col tempo si fa un bel sacchetto, dai. Sì, infatti la San Giuliano ha dimostrato tutto questo in questi anni. Complimenti davvero Leonardo. Grazie. E un grande bocca al lupo per il futuro. Eufonia Saura, cavalli in retta con Massimo Meridio al comando che prova a scappar via da Edirne, gli altri non sembrano in grado di intervenire ai 200 conclusivi. Massimo Meridio ancora al comando, spinto da Nino Murru con braccia e Massimo Meridio all'esterno, progredisce Eufonia Saura con anche Edirne della partita, ma è Massimo Meridio a griffare la 97esima edizione del derby. Per la giornata del Derby Day abbiamo il piacere di avere ospiti in Sardegna Giuseppe Zedde, Giorgio Carboni e Francesco Caria, insomma una giornata importante per noi sardi, per la selezione dell'anglo-arabo. Penso che avete fatto coincidere i vostri impegni in Sardegna, anche perché comunque il derby vale sempre la pena esserci. Giuseppe, le tue impressioni insomma, su questa giornata, su noi sardi, come la viviamo, come l'hai vissuta tu? Vabbè,
derby, alla fine quello ha vinto, Massimo Merida è un cavallo che ci stava, dai, un cavallo in bella condizione, aveva fatto già i risultati, il cavallo allevato a Siena, dai. Sicché, Quello è il paradosso di noi sardi, anche se è tutta una linea sarda, però babbo e madre, sì, però insomma è un paradosso. La linea è sarda. La linea è sarda, però giustamente allevata a Siena, i complimenti all'allevatore. Sì, l'ha allevato bene, dai. Ti aspettavi la vittoria di Massimo Meridio o se avevi fatto un pronostico nella tua testa? Vabbè, c'erano anche altri, però secondo me dai, ci stava. Poi alla fine ha vinto anche facile, però che se la lottava, dai, ci stava. Ti chiedo l'ultima battuta su noi, sul pubblico, sulla Sardegna che vive l'ippica, come l'ha ritrovata, visto che non... Bene, c'è tanta passione, a differenza di tanti altri ippodromi, qui la gente c'è sempre. E poi la cosa bella è stata mentre ero in tribuna che guardavo la corsa di Firenze, come ha vinto De Zaramonte, c'è stato il risultato boato. sembrava di essere a Firenze. Sicuramente c'è stato più boato qua a Chilivani che a Firenze. Sì, Giuseppe, grazie, rimani che così concludo con i tuoi colleghi. Giosuè, anche tu in Sardegna, era da tanto che non ti si vedeva a Chilivani. Sì, adesso eravamo un paio d'anni e non venivo. Adesso ho inciso un po' di cose, che c'era la festa anche a Portigali, poi ho fatto un salto qui e bene, dai. Le tue impressioni sull'ippica sarda, come l'hai ritrovato dopo tanto tempo? No, bene, dai, c'è un pubblico, fa paura, la gente fa festa anche per ogni fesseria. Per ogni quarto posto. Bravo, qui sono tutti contenti, l'importante è far festa e la gente qui si vuole bene. Quando si vuole bene, no? Però qui si vogliono tutti bene. Dopo le corse sì, dai. Dopo le corse vogliono sempre bene. Dopo le corse faranno festa sempre, come sempre. La tradizione va sempre avanti. È sempre bello venire, vedere gli amici, vecchi, quindi bello. Sì, fa piacere anche a noi vedervi qua. Francesco, tu sei reduce da un infortunio che ti ha stoppato, stai riprendendo innanzitutto? Ti stai riprendendo? Sì, grazie a Dio, siamo in fase di recupero e a breve si inizia a fare il nostro lavoro. La stessa domanda che ho fatto a Giuseppe, come hai trovato l'ippica in Sardegna? Come sempre attiva, sempre viva, è una cosa bellissima e come diceva Giuseppe la gente è sarda, comunque tifavano anche il cavallo che oggi non è presente a Chilivani, a Firenze, c'è stato un boato alla tribuna, è stata una cosa che ho apprezzato perché vedi veramente la passione vera. E i bambini che ci sono a Chilivani a vedere le corse, che tifano un cavallo, che fanno la reta correndo, sono quelle cose che da altre parti non le vedi, in Sardegna le vedi. Sì, hai detto la cosa giusta, io non so mai gli altri ippodromi, però sicuramente qua a Chilivani soprattutto, che è l'ippodromo più importante e storico che abbiamo in Sardegna, con una storia di oltre 100 anni, penso che ogni anno, da 100 anni a questa parte, il pubblico dal derby è sempre stato più o meno lo stesso. Sì, ho visto partecipi anche a vedere le corse allevatori che oggi non c'erano cavalli in corsa. Perché? Perché il derby attira l'attenzione della gente, degli allevatori, e non a caso il derby viene fuori o uno stallone fenomeno, non una fattrice che tira fuori i fenomeni, perciò questo incuriosisce tanto. È la selezione quella là. Sì. Grazie per l'intervista Giosuè, Giuseppe e niente, vi faccio un grosso in bocca al lupo per le vostre carriere. Viva il lupo! Ci siamo visti il 5 settembre, le tue parole erano un presagio, molto convinto, molto fiducioso di Massimo Meridio. Talvolta hai detto che in privato che aveva perso perché un po' ci aveva messo del suo, oggi invece ha azzeccato il momento giusto per esprimere tutto il suo potenziale. Sì, io Bruno te l'avevo sempre detto che era un ultimo cavallo, forse meglio ci spostiamo. Era un ottimo cavallo che peccava ancora un po' di carattere, ma il cavallo ha corso, ha maturato. Ti ho detto la volta scorsa, ha passato una bella estate, quello anche è importante. La sua Maiden l'ha vinta in maniera travolgente come doveva essere. Oggi dovevamo correre da protagonisti, così è stato, io ci credevo tantissimo. Senti, la mossa di rompere gli indugi a traguardo lontano era nei preventivi oppure hai dovuto forzare? Sì, Bruno, ne abbiamo parlato in scuderia con i ragazzi, con Piero. Si era detto se c'era un buon ritmo di metterci coperti come piace a lui, però dalla parte là si andava bene, a un certo punto viene via. Perché ho notato la volta scorsa che mettendola allo steccato reagisce molto meglio. Così è stato, così abbiamo vinto. Sì, ti sei isolato nel finale, una bella passerella. Gran cavallo. Senti, il secondo derby che vinci, una bella soddisfazione. Sì, grandissima. Il derby sardo. Quinta corsa. Non lo so, forse se uno non è sardo, se non vive in Sardegna non lo può capire. È una bellissima soddisfazione.
bellissimo, l'altra volta era bellissimo perché era il primo, questa volta è diverso, cavallo c'è scuderia, l'ho montato tutte le mattine io, è intelligente, Siete cresciuti assieme. mi conosce, io conosco a lui, quindi c'è più... Bello, guarda, davvero. Sì, Nino, non resta che farti i complimenti. Grazie. Insomma, tu sei anche vincitore di Listed, piazzato di gruppo, di Parioli, insomma, stiamo parlando dell'elite dell'ippica italiana, però insomma, come hai detto tu, vincere il Derby sardo è una grande soddisfazione, tu ne hai vinto 2, questo strameritato, stradominato, bravo Nino, e complimenti. Grazie. Dai. Promusti sola in casa.